Ecco la situazione meteorologica. Un fronte di matrice atlantica sta transitando sulla nostra regione e porta precipitazioni a carattere di rovescio, e il resto della settimana vedrà condizioni di variabilità a tratti ancora perturbata. Nel pomeriggio non sono esclusi colpi di tuono in prossimità dei nuclei più intensi, piogge localmente a carattere di nubifragio, in particolare su centro e levante della regione, mentre i fenomeni saranno in parziale esaurimento a ponente, seppur in un contesto di spiccata variabilità. Quota neve sopra i 1300 metri sulle Alpi Liguri e Marittime e diffusamente al di sopra dei 1500 metri sull'Appennino. Venti in rotazione ai quadranti settentrionali sul settore occidentale, rinforzi serali sugli sbocchi vallivi del Savonese, venti deboli dai quadranti meridionali sulle coste del Tigullio e sullo Spezzino. Mare poco mosso sotto costa sul centro-levante, mosso al largo e sul bacino occidentale, temperature massime in lieve diminuzione, specialmente sulla costa, esclusa quella spezzina, e non oltre i 17 gradi. Per domani, mercoledì 11 marzo, la Limet prevede piogge sparse la notte e la mattina tra Genovese, centro-orientale e Spezzino, anche a carattere di rovescio. A ponente schiarite alternate a nuvole più serrate, poi nel corso del pomeriggio parziale esaurimento dei fenomeni, qualche schiarita, prima di una nuova ripresa della pioggia in serata, nuovamente sul settore centro-orientale. Venti deboli al più moderati da nord tra Genovese, centro-occidentale e Savonese, dai quadranti meridionali sulle coste del centro-levante, locali rinforzi al largo dei bacini occidentali in mattinata. Mare poco mosso fino al tardo pomeriggio, poi mosso o localmente molto mosso al largo in serata. Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, specialmente sui versanti padani.